Buongiorno, oggi ci troviamo nella strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Giorgio Dal Forno, ristorante Tre Canai di Marano Lagunare e vi do il benvenuto. Quest'oggi parliamo del piatto principe di Marano Lagunare, l'anguilla allo spiedo. Da documenti storici, l'anguilla, probabilmente anche l'anguilla allo spiedo e l'anguilla in griglia, il patriarca d'Aquileia ne era molto ghiotto. Quindi possiamo dire che un piatto è un pesce di ricchi e di poveri, quindi pescatori che tradizionalmente sono poveri e il patriarca che è un ricco. Poi c'era il dottore, l'amico prete. Questo era il piatto che si faceva a Pasqua, nel periodo di Pasqua e nel periodo di novembre, i santi e i morti. Quindi erano questi due momenti storici che tuttora a Marano non devono mancare, cioè nelle famiglie di Marano Lagunare, dei pescatori e non pescatori, devono mangiare l'anguilla allo spiedo. Piatto di cottura molto lunga, 2-3 ore di cottura, semplicemente con queste bacchette che si chiamano spiedi. Queste sono fatte di ciliegio, di legno di ciliegio. Anticamente venivano fatte con cosa? Con quello che c'era. Cosa vuol dire? Normalmente si faceva nei casoni della laguna e si usava la legna che c'era. Quindi l'alloro, che io ne ho una siepe piena e si usavano le bacchette di alloro, si faceva col tamerice, perché era comunque una pianta di laguna dove veniva messa a dimora sugli isolotti della laguna, oppure quei legni dei grasioi, quelle reti che sono fisse che poi col tempo si spaccano, quindi un po' veniva usato per arrostire e un po' veniva usato facendo la punta come faccio io e tirandolo a misura, e si usava per fare lo spiedo, perché aveva una nota un po' sabbida, un po' di mare. Non è indispensabile, è indispensabile avere un buon tipo di legno non resinoso per fare questo tipo di pietanza. Con gli spiedi, qui abbiamo una panoramica degli spiedi che uso con i legni diversi, di diversi tipi, naturalmente tutti fatti da me, perché come si vede sono veramente fatti in maniera artigianale, tra l'altro con il legno che ho io, perché ho ciliegie o albicocche. Quindi voi troverete l'alloro, qui c'è un biancospino, sempre alloro, ciliegi e ciliegio, perché qui si nota meglio il colore più rossiccio. Un'anguilla di laguna, non scura, colore verde foglia o verde bottiglia, mi raccomando, è fondamentale, perché il sapore è veramente unico. Poi si taglia grosso modo di questa misura, che sarebbe la misura, le 4 dita di una mano. Dico grosso modo perché dipende sempre dalla grossezza dell'anguilla, perché se voi prendete un'anguilla da 500 grammi può esserci 4 dita di una mano, ma se voi prendete un'anguilla da 1 chilo, da 1,5 kg, capite che le 4 dita di una mano sono veramente tante. Cosa vuol dire? Vuol dire che in 4 dita ci saranno 400 grammi, quindi è improponibile. Poi del sale grosso e delle foglie di alloro e naturalmente uno spiedo, perché con lo spiedo riusciamo a fare questo tipo di lavoro. I tempi di cottura dalle 2 alle 3 ore, come vedete molto lontano, perché i tempi sono fondamentali e si deve cuocere lontano proprio perché in maniera graduale, lenta, stando assieme a un gruppo di amici, perché in 2-3 ore ci vuole del tempo, un buon bicchiere di vino, magari della zona,